We get it almost every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their fuse to keep it tight. Everybody's dancing. Buongiorno amici, eccoci qua sempre puntuali nel vostro salottino di chiacchiere e caffè. Oggi affrontiamo un tema, spero per voi interessante perché riguarda tutti, quello legato ai trasporti pubblici. Abbiamo qui un ospite decisamente preparato sull'argomento perché è il direttore da 20 anni più o meno di Conf Servizi Veneto, lui è Nicola Mazzonetto. Benvenuto dottor Mazzonetto. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Bene, sono contenta perché appunto con lei sarà possibile fare il punto su quello che è uno stato di crisi vero e proprio, ovvero che Confservizi denuncia per tutta la regione Veneto. Allora, qual è la situazione? Da dove nasce questo stato di crisi che desta una grandissima preoccupazione per gli addetti ai lavori? Lo stato di crisi inizia con il taglio nazionale di circa 400 milioni di euro di trasferimenti dal governo centrale alle regioni e che ha inciso notevolmente a livello veneto anche sul trasporto pubblico locale. Sul trasporto pubblico locale alla fine di dicembre dello scorso anno la giunta regionale aveva fatto una bozza di bilancio dove prevedeva un taglio del 25%, quindi circa un fondo da 230-228 milioni di euro. Siamo arrivati con delle battaglie con le quali abbiamo trovato anche le organizzazioni sindacali a nostro fianco, a un taglio attuale del 10-11%, che è un taglio pesante per le aziende del settore del trasporto pubblico locale, che vuol dire trasporto pubblico di persone, che ogni mattina prendono l'autobus, prendono i tram per andare al lavoro, per andare a scuola, per evitare anche di far sì che le città siano Infatti. intasate di auto, ma comunque stiamo parlando comunque di una fascia sociale anche medio-bassa, perché stiamo parlando di studenti, stiamo parlando di lavoratori, di pendolari. Che quindi ha Ecco, bisogno di un servizio così importante che è un proprio per... servizio importante non solo per la mobilità a basso costo, ovviamente, ma è importante anche per il buon vivere delle città, per delle città inquinate e che Infatti questo volevo sottolineare, direttore, cioè è una decisione, un taglio che va anche contro tutta una politica anche legata all'ambiente, alle lotte all'inquinamento, insomma non si capisce magari bene perché non si segue quel filone che vuole appunto dare una mano anche alla città, alle nostre città storiche, ai centri cittadini, no? Certo, è una ricaduta a catena il fatto che ci sia un trasporto pubblico locale che viene penalizzato così fortemente e verrà, e se rimarranno questi tagli, la penalizzazione sarà tagli di linee, aumenti dei biglietti e degli abbonamenti, e i giornali di questi giorni ne stanno dando Notizia. ovviamente notizia, ma c'è anche un rischio occupazionale perché stiamo parlando di un taglio di almeno 300 posti di lavoro nel Veneto. Quindi si parla di cassa integrazione o addirittura di licenziamenti. Speriamo di non arrivare ai licenziamenti, chiederemo lo stato di crisi del settore e quindi la cassa integrazione straordinaria abbiamo calcolato circa 300 persone. Ecco, stiamo vedendo delle immagini appunto legate al trasporto pubblico, penso appunto
di Padova, se non sbaglio, sì, Padova, qui si parla a livello regionale. Ecco, vedo dai dati che mi avete girato che per il Veneto è prevista addirittura una quarantina, no, su questi 400 milioni di euro, una quarantina sarebbero stati destinati al Veneto e invece appunto si prevede un taglio anche su questo fondo. Sì, qui c'è un po' il gioco dei numeri, giochi di prestigio sui bilanci pubblici. Eh, Noi siamo convinti che si possa arrivare al taglio zero del fondo regionale. Se i 400 milioni che sono stati tolti a livello nazionale dalle ferrovie dello Stato per coprire i tagli regionali sul trasporto pubblico locale, di questi 400 milioni, dei quali 40 milioni sono Per il destinati per Veneto? il Veneto, noi diciamo che ne bastano 30 e siamo alla pari dello scorso anno, piano. Siamo alla pari dello scorso anno, però sono aumentati del 25% i carburanti e lo vediamo tutti perché chi ha la macchina va alla pompa della benzina e vede quant'è aumentata la benzina e quindi è aumentata anche per le nostre Ne ho aziende. parlato proprio ieri in trasmissione con Adriano Pozzato, appunto, Esatto. della Quindi, CISL. ecco, è un'iniziativa lodevole quella che sta facendo il sindacato sulle accise dei carburanti. Noi come associazione abbiamo lanciato proprio in questi giorni una centrale di committenza, quindi una centrale unica d'appalto per l'acquisto dei carburanti per il settore del trasporto pubblico. Quindi cercheremo di fare una massa critica tale di acquisto di gasolio per abbattere il prezzo, prevediamo di riuscire ad abbattere di un 10%. Quindi noi siamo comunque già proiettati non dico rassegnati, però un taglio del fondo ci sarà, Questo è inevitabilmente, inevitabile. è inevitabile. Cercheremo di far sì che questo taglio sia il più ridotto possibile per evitare prima di tutto che non ci sia il taglio del personale, quindi salvare i posti di lavoro. Certo, questo è prioritario. Ecco, vediamo qui anche il nome Sita, che è una delle aziende storiche, no, direi, del trasporto pubblico, almeno a Padova. La SITA è l'ultima Mhm, nostra azienda associata, mhm, da 3 settimane che SITA ha abbandonato il settore di Confindustria per mhm. entrare nel settore Quindi è nella conservizi. vostra scuderia Nel- da recente, da esatto, tempo con recentissimo. l'entrata di SITA abbiamo raggiunto la copertura del 98% del mercato del trasporto pubblico locale su gomma. Certo, quindi ricordiamo sempre che si parla di autobus Sì. e corriere, no? Autobus e tram. E tram. Ecco, ma ad esempio Sita, che storicità da quando è attiva come Ma azienda? SITA è un'azienda che ha avuto varie Mm, vicissitudini a livello nazionale, mm, è stata assorbita dalle Ferrovie dello Stato, mm, attualmente è uscita per quanto riguarda il nord Italia mm. dal sistema delle Ferrovie dello Stato. È stata smembrata in due segmenti, una parte del nord Veneto che è entrata in Confservizi Veneto e la Toscana che è entrata in Confservizi Toscana. Poi c'è la parte invece meridionale del centro-sud che fa storia a sé. Nel Veneto SITA copre il territorio provinciale di Padova e quello provinciale e quindi extraurbano ed Sì. urbano del Polesine, Ah, quindi quindi comunque un Rovigo territorio e Polesine. epolesine. Leggo qui alcuni dati che mi avete fornito.
Chisso, l'assessore Renato Chisso, ha fornito le cifre sulle effettive disponibilità di questo fondo. Per il trasporto su gomma figurano a bilancio, l'abbiamo citato prima, 244 milioni di euro, ovvero 28 in meno rispetto all'esercizio 2010, quindi un taglio veramente importante. In sede di assestamento l'esecutivo rimpinguerà il fondo con altri 10 milioni. Quindi il taglio effettivo si aggirerebbe sui 18 milioni di euro. L'assessore, qui che le chiedo un commento, ha ribadito la necessità di procedere ad un aumento delle tariffe, in particolare per i turisti, e al taglio di linee non ottimali, ovvero quelle domenicali ed iperservite. Cosa pensa, che questa sarebbe una soluzione, almeno una prima? Nelle audizioni che abbiamo avuto con l'assessore Chisso, abbiamo detto che le nostre aziende sono disposte a fare ulteriori sacrifici, ma questi sacrifici devono devono avere una ricaduta più possibile morbida sul territorio. Le nostre aziende nel Veneto sono le aziende più virtuose di tutta Italia. Ah beh, quindi c'è Per- un primato in questo senso. Assolutamente sì, Questa è nel una bella senso che notizia. il biglietto nel Veneto copre già il 45% dei costi di gestione delle aziende. L'attuale costo del biglietto, L'attuale costo direttore? del biglietto varia ovviamente da provincia a provincia, da città a città, ma siamo attorno l'euro e 10, che a seguito dei tagli in alcune città arriverà a 1,30 Ecco, si tranquillamente. Ecco, prospetta questo, sì, aumento a 1,30. sì. Con il recupero che comunque non aumenterà la percentuale di recupero dei costi aziendali. Ricordo che per legge, la legge Burlando, che regola il settore dei trasporti, prevede che il recupero del biglietto debba essere almeno del 35%. Noi nel Veneto siamo al 45%, contro una media nazionale che è del 22%, il che vuol dire che ci sono regioni che non arrivano neanche a coprire il 15% col biglietto. Noi arriviamo al 45%. Quindi Adesso, un esempio virtuoso. assolutamente, è la Bene. regione più virtuosa di tutta quanta Italia. Non c'è regione in cui le aziende pubbliche riescano a recuperare così tanti soldi dal biglietto. Ecco, e nonostante questa virtù, adesso bisogna affrontare uno Ahimè, stato allarmante di crisi e CIGS, vedo qui. ahimè, ancora una volta stiamo vivendo in Italia il paradosso che la regione più virtuosa in un servizio pubblico viene penalizzata con dei tagli assolutamente assurdi. Assurdi sono i paradossi, come ha detto bene lei, della nostra Italia. Vedo qui ancora che sempre l'assessore Veneto ai trasporti Renato Chisso ha dichiarato che la Regione fornirà linee di indirizzo sui tagli ed aumenti del costo dei biglietti. Quindi siete in attesa di verdetto? Con l'assessore ci siamo incontrati anche l'altro giorno. Abbiamo detto che le nostre aziende incominceranno a valutare quali possono essere le linee da tagliare, Certo. se possibilmente linee che sono Molto servite magari, cioè troppo che servite. servono Poco. poche unità, Mhm. perché a volte veramente abbiamo gli autobus che sono vuoti, ma perché si garantisce anche a dei territori svantaggiati la Sì. possibilità di sapere che c'è un servizio. Pensiamo alla montagna dove ci sono pochissime abitazioni, però non bisogna pensare di lasciarle isolate. Qualche linea probabilmente verrà tagliata. Laddove Eh, c'è meno gente, c'è meno utilità magari di questo Bisognerà servizio. lavorare sugli Sì, orari certo. di percorrenza. Naturalmente questo è un periodo critico perché c'è ancora un anno scolastico che deve terminare Mhm. e quindi è difficile tagliare anche le doppie o triple presenze di autobus sulla stessa tratta perché
ormai i cittadini, studenti e lavoratori hanno pagato non solo un biglietto, hanno pagato un abbonamento, quindi hanno già fatto un contratto con l'azienda Quindi e devono essere l'azienda non rispettate, può, insomma, i non patti. può non rispettare un Assolutamente, contratto di questo tipo. Quindi è assolutamente. difficile in questo momento tagliare. Quindi il tagli si andrà a farli durante l'estate e per il prossimo anno, Sì, nel chiamiamolo periodo scolastico. più tranquillo, Il diciamo, a che livello vuol di trasporto. dire che un taglio attuale del 10% si sta concentrando non sui 12 mesi, ma si sta concentrando su 6 mesi. Il che vuol dire che un taglio del 10% vuol dire che è un taglio del 20%, Assolutamente, perché è contratto in perché questi è sei concentrato mesi. su 6 mesi. Certo, allora direi di vederci un nostro servizio proprio dedicato all'argomento, poi lo commentiamo insieme, continuiamo a parlare di trasporto pubblico e poi anche dell'acqua. Vediamo il servizio. Ci sono volute 16 sedute, un non stop di 32 ore per i consiglieri regionali per votare la finanziaria e il bilancio di previsione 2011 e il ritiro della maggior parte degli emendamenti. Una manovra da 12 miliardi di euro, con 82 milioni di euro in più ricavati dal recupero dei bolli dall'evasione dell'IRPEF e 100 milioni di risorse interne spostati. Rispetto allo scorso anno la forbice è stata di 900 milioni in meno di entrate, un vero e proprio cadavere eccellente come lo ha definito il presidente della regione Luca Zaia. A sorridere soprattutto l'assessore al sociale Remo Sernagiotto, che è riuscito a conquistare 70 milioni in più da destinare al fondo di non autosufficienza e a quello relativo alle politiche sociali delle ULSS. Soldi tolti però dal capitolo della sanità, che potrebbe entrare così in crisi quest'estate al momento di chiudere i bilanci delle aziende sanitarie. Altro capitolo riguarda la mobilità e i trasporti. Tolti dal Consiglio 10 milioni e 350 mila euro destinati al secondo stralcio della metropolitana di superficie e altri 10 milioni per la risistemazione delle strade, anche se preoccupano soprattutto i mancati finanziamenti per il trasporto pubblico locale. Secondo i sindacati, infatti, nonostante i 44 milioni stanziati, ne mancherebbero all'appello ancora 67, con il rischio reale di far saltare in media una corsa su 3. Anche per questo, proprio ieri è stato fissato il giorno dello sciopero regionale dei trasporti, spostato dall'8 marzo al 1 aprile prossimo. Quanto alla cultura e alle manifestazioni nel territorio regionale, 1 milione di euro è stato dirottato indistintamente nel capitolo delle manifestazioni. 3 milioni sono stati destinati ad un fondo di sostegno al reddito, 2 milioni ai buoni scuola per le famiglie con figli frequentanti le scuole paritarie. Non manca un'attenzione per lo Studium Marcianum del Patriarcato di Venezia, che ha incassato 250.000 euro. 400.000 euro se li divideranno l'Arena di Verona e la Fenice di Venezia, 100.000 euro l'Olimpico di Vicenza, 120.000 euro la Fondazione Dolomiti. 1 milione i fondi destinati invece allo sport veneto. Tra le curiosità, uno stanziamento di 50.000 euro per la rivalorizzazione dei tartufi e 40.000 euro per lo sviluppo delle specie vegetali indigene venete. Ecco, direttore, abbiamo visto un servizio di ampio respiro sul bilancio, si parlava ovviamente anche del trasporto pubblico che era uno dei punti fondamentali. E vorrei leggere una dichiarazione del presidente di Confservizi Veneto, Lamberto Toscani, poi lo commentiamo. Siamo già nelle condizioni di richiedere lo stato di crisi, ha dichiarato appunto Lamberto Toscani, presidente di Confservizi Veneto, perché può servire a ridurre l'entità dei tagli fino alla soglia del 5%. Le aziende stanno già sopportando aumenti indesiderati del 20% per il gasolio e del 30% per le assicurazioni, anche questo è un tema interessante da approfondire. Trovandoci a marzo, quindi è una dichiarazione del mese scorso, avremo comunque un taglio superiore al 10%, in quanto spalmato su 9 mesi. Non basterà alle nostre associate il blocco del turnover. Gli ammortizzatori sociali ci consentiranno di non licenziare affrontando l'emergenza senza lotte sindacali. Ecco, questa è una sintesi di quanto abbiamo appunto discusso anche con lei poco fa. C'è anche il problema appunto degli aumenti del 20% per il gasolio e del 30% per le assicurazioni. Certo, ha detto bene il Presidente, con l'aggiornamento che purtroppo i 9 mesi che pensavamo fosse il periodo in cui si poteva operare le manovre di tagli o di modifiche delle linee o i tagli del personale, sempre ovviamente l'ultima cosa alla quale abbiamo in mente di toccare, o comunque gli aumenti dei biglietti. Purtroppo ci stiamo spostando con i tempi perché il bilancio della regione è stato approvato a fine marzo e
Ieri, quindi la notizia è fresca, cioè, l'assessore Chisso ha portato in giunta la delibera con i tagli. Quindi nonostante noi non avessimo approvato un protocollo d'intesa che ci aveva sottoposto l'assessore. Stranamente non abbiamo capito perché le organizzazioni sindacali che avevano ritoccato quel documento a fin fine abbiano accettato di prendersi il laccio per il collo e quasi approvare un protocollo d'intesa che penalizza il settore, e mi pare strano che le organizzazioni sindacali che sono sempre state al nostro fianco a difesa di questo servizio e dei lavoratori abbiano dato una sponda così importante, una spalla così importante all'assessore, che ieri in giunta, la giunta prima di Pasqua, ha portato la delibera in cui viene approvato il taglio, e probabilmente con i 10 milioni aggiuntivi si va a coprire soltanto la parte dell'aumento dei gasoli, ma la distribuzione del fondo viene fatta sullo storico, e il fondo distribuito sullo storico penalizza fortemente tutte quante le aziende più virtuose del Veneto, perché anche nel Veneto abbiamo qualche azienda che ha bisogno di qualche assestamento organizzativo. Certo. Bene, con lo storico non si va a salvare il settore, non è un sistema di ripartizione che sia adeguato, perché ci sono aziende che sono anche su situazioni magari territoriali importanti, più avvantaggiate, come per esempio è inevitabile, è sotto gli occhi di tutti, cioè un'azienda che opera su Venezia, dove ha un traffico e una mobilità molto ricca di turismo. È chiaro che l'aumento di un biglietto incide molto meno sulla popolazione che non su altre Città. aziende che invece operano quasi esclusivamente sui cittadini, sugli abitanti del proprio territorio. Venezia invece aumenta un biglietto, ma è un biglietto che è già, anche se è alto, cioè, perché stiamo parlando di un biglietto che già costa 6 euro, Sì. ma è un biglietto di persone di transito che, anche se viene aumentato di un Sì, 5-10%, non incide sulla gente proprio sono del comunque territorio. tanti soldi, però non incide sulla popolazione, e Certo. quindi non hai la popolazione contro. Ecco. Ecco, comunque fa specie in effetti la posizione delle associazioni sindacali, effettivamente è abbastanza rara. Insomma, io mi Eh, aspettavo già delle lotte invece che Ma accondiscendenza. è stata una cosa che ci ha stupito nella riunione di martedì, oggi cioè dell'altro Mercoledì. giorno, cioè scusate, di lunedì, perché Quindi se abbiamo oggi avuto siamo mercoledì. lunedì sera, poi martedì è andata in giunta la delibera, in cui tutto sommato le organizzazioni sindacali non è che abbiano firmato il protocollo, però hanno lasciato intendere che, fatta eccezione per alcune modifiche al testo, che erano modifiche assolutamente minimali, tutto sommato andava bene quel testo. È veramente una pazzia e non abbiamo capito perché le organizzazioni sindacali abbiano ceduto davanti a una proposta di questo tipo, che penalizza le aziende, ma penalizzare le aziende vuol dire penalizzare i lavoratori, e le organizzazioni sindacali dovrebbero essere in prima fila a salvaguardare i posti di lavoro. Ma Vabbè, ci penseremo noi a salvaguardare i posti di lavoro, se non ci pensano i sindacati. ecco, voi di Confservizi Veneto, ma prevedete, direttore, un incontro, un confronto, eventualmente un chiarimento con le associazioni o no? Assolutamente, noi siamo per il dialogo, lo abbiamo sempre avuto in questi mesi, nei mesi più difficili, ci siamo sempre trovati in linea, ma ci siamo trovati in linea sia con le organizzazioni sindacali che con la parte dei privati, perché attenzione, si parla di trasporto pubblico locale e si pensa che il fondo sia destinato esclusivamente alle aziende pubbliche. No.
il fondo per il trasporto pubblico locale viene destinato anche ai privati che svolgono questo tipo di servizi. Bene, E puntualizziamo. stiamo facendo la battaglia assieme anche ai privati. I documenti che vengono mandati in regione, all'assessore, al presidente della giunta regionale, sono sempre firmati a Confservizi Veneto e ANAV. ANAV è l'associazione che rappresenta i privati. Per carità, sarà il 2% del mercato, ma comunque sono dei privati e siamo andati incontro ai privati dicendo che questo taglio non vada a incidere nelle aziende che sono al di sotto dei 500.000 chilometri annui. Quindi abbiamo fatto anche uno sforzo a favore dei privati. Bene, allora, vedo che teneva giustamente a sottolineare anche questo aspetto. Devo lanciare la pubblicità, ma lei sarà con noi anche nella seconda parte, quindi approfondiremo le cose a cui ancora tiene dare una certa rilevanza. Parleremo anche dell'acqua, perché è uno ovviamente dei temi forti e dei servizi di cui vi occupate, e quindi amici, mi raccomando, pubblicità, ma vi aspetto tra pochissimo sempre con Nicola Mazzonetto, direttore Confservizi Veneto. A tra poco. Bentornati amici, siamo sempre in diretta con Nicola Mazzonetto, direttore Confservizi Veneto, Confservizi che denuncia lo stato di crisi per le risorse insufficienti sul fronte del trasporto pubblico, vero direttore? Allora abbiamo fatto un bel punto della situazione in tutta la prima parte del programma. Quali iniziative, allora, secondo lei si possono portare avanti almeno per cercare di limitare i danni di questi 10 milioni, vedo qui 10% come taglio appunto per ridurre questi danni? Cosa si può fare? Per non andare ad intaccare l'occupazione del settore, quindi per cercare di difendere le aziende, ma soprattutto per difendere anche i nostri lavoratori delle nostre aziende, cercheremo su questo 10% di incidere per il 5% più o meno sulle tariffe, quindi sui biglietti, e per il 5%, 5-6% con tagli sulle linee non produttive o meno produttive, e quindi quelle dove purtroppo c'è poca utilizzazione del mezzo pubblico, perché sono linee periferiche. C'è l'iniziativa di Confservizi Veneto, che è quella di andare ad abbattere il costo del gasolio. Abbiamo lanciato una gara pubblica collettiva per tutte quante le aziende, al fine di fare una centrale di acquisti unica per i gasoli. Abbiamo iniziato con i gasoli, proseguiremo con i pneumatici, con altri prodotti e servizi che abbiano a che fare con la mobilità. Questo per cercare di ulteriormente abbattere i costi gestionali delle nostre aziende, che ripeto, sono già aziende virtuose, perché con il biglietto attuale, senza i futuri aumenti, coprono già il 45% dei costi aziendali. Attenzione, perché queste sono aziende, sono società pubbliche sì, ma sono società di capitali, devono assolutamente chiudere i bilanci almeno in pareggio, altrimenti i bilanci vanno portati in tribunale, e se i bilanci delle nostre aziende vanno portati in tribunale, vuol dire chiudere il trasporto, vuol dire paralizzare le città. Non ce lo possiamo permettere. No, è uno dei servizi pubblici più importanti, insomma, che ci siano. Vedo qui Confservizi, per chi non lo sapesse, appunto il sindacato d'impresa che rappresenta, promuove e tutela aziende ed enti che gestiscono i servizi di pubblica utilità, tra cui appunto quello dei trasporti. Soggetti decisivi per lo sviluppo produttivo locale, la cui cura è per Confservizi una tradizione che dura da quasi un secolo. Ecco, lei è direttore da circa 20 anni, vero Mazzonetto? Cosa è cambiato in questi 20 anni sul fronte del trasporto pubblico? Si stava meglio quando si stava peggio, come si dice? Ma diciamo che il settore dei pubblici servizi nel suo complesso è mutato fortemente nell'ultimo secolo di
di vita. Il servizio pubblico è un servizio che si rivolge all'intera popolazione, perché non abbiamo soltanto i servizi di trasporto pubblico delle persone, ma abbiamo anche l'acqua, abbiamo il gas, abbiamo l'energia, abbiamo la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, arriviamo ai servizi cimiteriali, alle farmacie pubbliche, ormai poche nel Veneto. Stiamo accorpando anche le aziende ospedaliere, le ATER, quindi tutto quanto quel servizio che è rivolto all'intera popolazione e anche a una popolazione che ha un reddito basso, che ha bisogno di avere un servizio pubblico che sia un servizio comunque di qualità, ma che venga garantito a tutti, anche a chi è più bisognoso. E questo è uno sforzo forte che si sta svolgendo da un secolo a questa parte. Che cosa è successo? Si conoscono le municipalizzate. Siamo nati con le aziende che erano completamente dei comuni, con vari passaggi dal 1980 a questa parte, fino ad arrivare alle attuali società di capitali. Quindi le ex municipalizzate sono tutte quante delle società di capitali. Nel Veneto contiamo 2 aziende quotate in borsa. È l'unica regione che ha 2 aziende quotate in borsa. Una è Acegas APS, che è la fusione delle aziende padovane con l'azienda di Trieste del gas, e Ascopiave, che è di Treviso. Quindi grandi primati per questo Veneto, che davvero non si meriterebbe questi tagli. Ecco, lei ha parlato anche dell'acqua tra i settori di rilevanza industriale che Conservizi pone al centro ovviamente delle sue attività: acqua, gas, energia elettrica, igiene ambientale e trasporti locali. Passando al tema dell'acqua, l'anno scorso c'è stata la giornata mondiale, vero, dedicata appunto a questo bene fondamentale proprio per la nostra vita. Com'è la situazione attuale? Conservizi, che cosa fa concretamente su questo fronte? Per quanto riguarda l'acqua, non ci dovrebbe essere soltanto un anno dell'acqua, mondiale dell'acqua, ci dovrebbe essere ogni giorno. Per noi è il giorno dell'acqua. Le nostre aziende garantiscono a tutte quante le famiglie del Veneto che ogni mattina nelle proprie abitazioni si apre il rubinetto ed esce l'acqua. È un'acqua che nel Veneto ha sicuramente un primato di qualità, perché siamo anche una regione forse favorita sicuramente dalla buona qualità delle acque, e non a caso è anche la zona dove i privati con l'imbottigliamento fanno il maggior business in assoluto. Noi il business dell'acqua in bottiglia non ce lo possiamo permettere, anzi non ce lo permettono, però eroghiamo dell'acqua sicuramente che non ha nulla da che invidiare da quella che è in bottiglia. Anzi, noi diciamo che l'acqua del rubinetto, Sì, soprattutto vero. dei padovani, Abbiamo dei delle ottime vicentini, acque. sono delle acque che sono eccezionali, sono molto più, assolutamente molto più qualificate e sicure di quelle in bottiglia. Se voi se siete a casa e state mangiando, guardate le bottiglie che avete sulla vostra tavola e vedrete che c'è un'analisi che quantomeno risale a 2 o 3 anni fa. Le nostre aziende sono costrette a fare delle analisi che sono costanti nella giornata e che si ripetono dai 13 ai 15 volte prelievi giornalieri per garantire un'acqua che sia di qualità, che sia un'acqua pura. E con grossi investimenti, perché dobbiamo assolutamente, e qui veniamo alla parte più dolente, dobbiamo assolutamente ridurre le perdite che abbiamo dalle condotte che sono molto vecchie e Esatto, vedo che qui. hanno delle perdite consistenti. Esatto, proprio uno dei motivi per cui gli italiani in generale, ma parliamo in questo caso di Veneto, vengono considerati tra i paesi e le regioni più sprecone.
Leggo qui, ogni anno ogni italiano consuma in media circa 92,5 metri cubi di acqua all'anno, con un incremento vertiginoso di anno in anno secondo i dati Istat in quasi tutto il paese, a parte qualche regione del sud, in particolare la Puglia. Come diceva lei, direttore, le vie di sperpero sono essenzialmente due: i condotti troppo vecchi ed inefficienti che comportano una perdita del 47% di acqua nel tragitto dalla fonte al consumatore, e lo spreco in casa, che è quello di cui tutti dobbiamo un po' fare anche il mea culpa, a causa dei rubinetti che perdono o per le cattive abitudini come lasciare gli erogatori aperti anche quando non servono. Dico io, quando ci si lava i denti ti chiamano al telefono e lasci l'acqua aperta, questo è un classico, no? Quindi bisognerebbe un po' fare attenzione anche su questo. Ci guardiamo il nostro servizio sempre di Telechiara, poi chiudiamo con il direttore Mazzonetto sempre parlando di acqua. Credo che questo appuntamento sia particolarmente importante in questo anno, visto che c'è una scadenza elettorale a giugno molto importante, e l'acqua come bene fondamentale, come diritto umano di ogni persona, si pone un problema, come dire, per noi che viviamo qui, ma anche in un confronto, in un rapporto intergenerazionale con le persone che verranno domani. E quindi è un giorno di mobilitazione, un giorno di impegno, e dobbiamo riaffermare che l'acqua è un bene comune, è un bene di tutti, è un diritto umano fondamentale. Al di là dell'impegno della giornata, che cosa possiamo fare concretamente per salvaguardare questo bene comune? Beh, c'è da un lato, come dire, un ruolo che hanno le istituzioni attraverso un ripensamento della normativa italiana, soprattutto sul fronte della gestione, che deve essere una gestione, come dire, non tanto se deve essere pubblico o privato, io credo che deve essere una gestione che sia ben regolata, quindi deve essere delle regole ben fatte per quanto riguarda la gestione e i ruoli che vengono svolti, e deve esserci una attenta monitoraggio da parte di chi gestisce questo bene comune, e dall'altra però molto possiamo fare anche come singole persone, come consumatori, come cittadini, sul fronte invece della sobrietà, dell'attenzione a non sprecare un bene che è un bene scarso. Anche questa è una forma di convivenza etica, quindi. Assolutamente sì, credo che il tema dell'etica civile, cioè dei nostri comportamenti, prima di tutto passino attraverso proprio le nostre scelte personali, e se noi avremo queste scelte personali e sapremo anche comunicarle, è chiaro che diventeranno anche scelte collettive, quindi stili di vita di tutti, di un'intera comunità. Ecco, abbiamo visto il servizio, si sentiva bene l'audio, le immagini purtroppo avevano qualche problema tecnico. Direttore, siamo in chiusura, se vuole chiudiamo con una battuta di nuovo sui trasporti pubblici, prossimi progetti, prossime cose che avete assolutamente urgenza di fare, e sempre sull'acqua. Sì, sull'acqua, se mi permette Sì? una battuta, è vero che le condotte hanno una forte perdita, ci sono delle condotte che stanno per essere ricreate e rigenerate con forti investimenti. Questo vuol dire che noi riteniamo che le forze delle aziende pubbliche non vanno sprecate, e quindi non vanno privatizzate, quindi passate dalla mano pubblica alla mano privata, perché altrimenti sarebbe un disastro per i cittadini. E il maggior spreco, che sono 400 milioni di metri cubi di acqua, è lo spreco dell'acqua che non riusciamo a recuperare dall'acqua piovana. Abbiamo uno studio su questo, per recuperare queste acque assolutamente importanti. Per quanto riguarda i trasporti, sarà questo qua sicuramente un anno molto difficile. Noi ci auguriamo che ovviamente prima di tutto di salvaguardare l'occupazione, che chiederemo uno sforzo maggiore ai cittadini con un piccolo aumento dei biglietti. A 1,30 euro, vero? Più o meno. Media, nella media. Speriamo che su questo città come Venezia, che hanno molto turismo, possano aumentare un po' di più i biglietti,
biglietti loro e quindi far sì che le altre aziende che operano in territori meno fortunati sotto l'aspetto del turismo di massa e turismo anche ricco possono ovviamente abbattere o aumentare di meno i biglietti e di abbattere meno linee che invece sono importanti per i cittadini. I turisti possono fare qualche sacrificio, ma se vanno a Venezia lo fanno una volta nella vita, magari chi viene da molto lontano. Certo. E i cittadini invece di Padova, di Vicenza, di Verona, di Rovigo, Si dovrebbero invece sacrificare lo tutti i dovrebbero fare giorni. tutti i giorni e per 365 giorni all'anno. E credo che questa sia un'ingiustizia. Certo, allora speriamo davvero che questa ingiustizia non abbia un proseguo e che si riesca a risolvere la situazione. Non so se è previsto qualche altro tavolo tecnico, magari con Sì, l'assessore Chisso. assolutamente, il tavolo tecnico è già stato costituito, prevediamo che entro settembre-ottobre ci sia la rivisitazione della distribuzione dei fondi. Noi chiediamo che ci siano dei cosiddetti costi standard, cioè quindi una serie di parametrazione della distribuzione dei fondi sui chilometri, sulla qualità dei servizi, sulla qualità degli autobus che girano, quindi sul numero di passeggeri, quindi su tutta quanta una serie di parametri che sono misurabili e non invece su dati che ormai sono obsoleti e che non reggono più il confronto con la realtà. Su questo il tavolo tecnico c'è, con la Regione stiamo dialogando e crediamo che per settembre-ottobre i lavori possono essere terminati. Purtroppo siamo in là con i tempi perché settembre-ottobre vuol dire essere quasi ormai alla fine dell'anno Certo. e i bilanci delle aziende devono essere chiusi assolutamente in pareggio perché ricordo sono società pubbliche sì, ma società di capitali. Se i bilanci vanno in rosso vuol dire portare i bilanci in tribunale. Va bene, allora incrociamo le dita, mi faccia sapere e la ringrazio moltissimo per questa chiacchierata. Quando vorrà tornare con, speriamo, notizie positive, l'aspetto sempre qui nel nostro salottino di Grazie a Chiacchiere voi. Caffè. Amici, salutiamo e ringraziamo Nicola Mazzonetto, direttore Confservizi Veneto. Io vi lascio con una delle nostre rubriche di chiusura, vi ringrazio di essere stati con noi. Vi aspetto sempre domani fra le 13 e le 14 qui a Chiacchiere Caffè. Ciao a tutti, grazie, a domani. We get it almost every night.